Lunedì 28 marzo 2022, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura del quotidiano Il Corriere delle Alpi. Diamo subito uno sguardo ai titoli presenti in prima pagina. Ecco come si apre l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi. In primo piano, turismo, allarme estate, stagionali introvabili. Albergatori e ristoratori salvati dagli stranieri, non c'è passione per questo lavoro. L'approfondimento lo troveremo da pagina 14 a pagina 15. Foto di copertina, l'omaggio dei campionissimi De Zolte e Poulier, Iris De Martin festeggiata nella sua Padola. Grande festa ieri a Padola di Comelico per il ritorno dalla Finlandia di Iris De Martin Pinter. Il talento azzurro ha conquistato 3 medaglie alle Olimpiadi giovanili di Vuocatti. Sul palco con Marcello Pomarè a fare da cerimoniere anche i 2 ori olimpici Maurilio De Zolte e Giuseppe Poulier. Come vediamo in questo scatto, ecco qui il grillo, ovvero Maurilio De Zolte. L'approfondimento lo troveremo a pagina 39. Ancora dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, gli incendi, dannato vento, riattivati i focolai di Soffranco, i sindaci Padrini e dei Pellegrini sconsolati, speriamo che piova. L'approfondimento di Dallanese a pagina 17. Basso Feltrino, cade nel Piave per un malore, muore pescatore di 51 anni. Un malore fatale sul Piave è costato la vita a Franco Andreolle, pescatore di 51 anni. L'approfondimento di Curto a pagina 22. Agordo dopo 2 anni è tornata alla vecchia poppa con il suo testamento e l'approfondimento di San Tommaso a pagina 10. E ancora dalla prima pagina, seviziato fino alla morte, è durata mezz'ora l'agonia dell'ex elettrauto a Pieve di Soligo. L'approfondimento a pagina 9. Addentriamoci dunque all'interno di questa edizione del Corriere delle Alpi. Le notizie in primo piano ci portano in Ucraina, scenario coreano. L'intelligence: Putin vuole la spartizione del paese per tenersi l'est. Kharkiv è ora l'obiettivo principale, ma i raid non ci piegheranno. Petro Poroshenko: Putin vuole tutta l'Europa, se ci aiutate si può batterlo. L'ex presidente dell'Ucraina adesso guida un battaglione, grazie Italia, ma ci servono aerei e no-fly zone. Questa è la richiesta appunto dell'ex presidente dell'Ucraina. Tutti contro Biden, la Casa Bianca precisa le sue parole, Macron, presidente della Francia, prende le distanze, i negoziati tra Russia e Ucraina riprendono oggi a Istanbul. E ancora l'Italia, Conte, no crisi di governo, il premier eviti forzature, spese militari, intesa vicina, non solo armi ma cybersicurezza, tecnologie, caserme verdi e PNRR, le basi per un ordine del giorno PD 5 Stelle, stasera vertice di maggioranza. Alfieri, Ministro per quanto riguarda l'esercito italiano, da adesso a quando si voterà in aula ci sarà modo per superare i problemi. Continuiamo con l'invasione dell'Ucraina, cercansi mediatori linguistici per facilitare l'inserimento dei bimbi. Il coordinamento rete immigrazione vuole formare gli ucraini residenti per destinarli nelle scuole. Questa una notizia riferita all'Ucraina che ci porta in provincia di Belluno. E ancora dal bellunese, in provincia 800 migranti, volontariato in prima linea, non una di meno, ha organizzato un incontro con associazioni e istituzioni, tanti problemi nella gestione per la normativa complicata. E adesso l'approfondimento del Covid-19, siamo a pagina 7 del Corriere delle Alpi. Con la fine dell'emergenza nessuno sconto sulla quarantena per chi risulta positivo al Covid. Il Ministero della Salute: per i vaccinati con terza dose l'isolamento dura 7 giorni, resta la preoccupazione per le vittime, in un mese è toccata la soglia dei 5.000 morti. L'Italia del caporalato, questo è il titolo che troviamo a pagina 8 del Corriere delle Alpi. Il report dell'osservatorio CGIL: la Sicilia è la regione più colpita, ma lo sfruttamento nei campi cresce nelle regioni del nord e si annida sempre più spesso nelle produzioni di eccellenza e ad alto margine di profitto. Questa è la mappa del caporalato che, come si può vedere, interessa anche la nostra regione Veneto, anche in modo acceso. Vediamo i puntini sempre più rossi. Questi dati: il 38,5% i lavoratori subordinati regolari nel settore primario, agricoltura, allevamento, 4.590 i lavoratori agricoli irregolari accertati nel 2020, di questi 2.003 erano in nero, e ancora il 27,6% i lavoratori stranieri in agricoltura, quelli extra UE sono il 15,4% del totale.
Mezz'ora in compagnia della morte, è stato seviziato sulla porta di casa, notizia che ci porta a Pieve di Soligo. Rimaniamo in Veneto, siamo a pagina 9 del Corriere delle Alpi. Anziano ucciso nel Trevigiano, non sono state trovate tracce di sangue al primo piano da dove l'aguzzino sarebbe entrato. Mezz'ora almeno in compagnia della morte nell'androne di casa, urlando, sperando di essere salvato dalla furia omicida di Mohamed Boumourane. Sono gli ultimi minuti da cosciente di Adriano Armelin, poi ci sono le 12 ore o poco più in ospedale prima che sopraggiunga il decesso. I carabinieri di Vittorio Veneto stanno proseguendo le indagini per ricostruire quella mezz'ora, si presume, in cui l'artigiano in pensione è stato seviziato dal 36enne che ora si trova nel carcere di Santa Bona, accusato di rapina aggravata e omicidio preterintenzionale. Nei prossimi giorni verranno eseguiti altri sopralluoghi nell'appartamento di via Schirati proprio per mettere in fila tutti i dettagli della rapina che ha portato alla morte di Armelin. Ma perché? Questo è il quesito che si pone il Corriere delle Alpi. I miracoli sono eventi a bassa probabilità, per questo ne rimangono stupiti. Un accadimento positivo che dipinge di bei colori un piccolo angolo del mondo. I miracoli negativi sono assai più frequenti, quelli che al contrario lacerano la carne di una comunità, quelli che desidereremmo accadessero come i miracoli veri, cioè quasi mai. Troverete questo articolo a firma di Fulvio Ervas in questa pagina del Corriere delle Alpi. Ancora dalla Regione Veneto, Suem in festa per i 30 anni di servizio, soccorre ogni anno 450.000 persone. Un ospedale in movimento che salva tutti i giorni vite umane e che costa più di 100 milioni l'anno alla Regione Veneto. Strade insanguinate, tanti fatti di cronaca in questa edizione del Corriere delle Alpi che riguardano la regione Veneto. Tragico schianto tra auto e moto, 3 morti, una mamma e la sua bimba tra le vittime. Incidente ad Agugliaro, feriti il papà e l'altro figlioletto che erano a bordo della vettura, deceduto anche il motociclista. I 4 stavano raggiungendo degli amici per una festa al parco. La procura di Vicenza apre un fascicolo. Sembravano addormentate, il papà era disperato e gridava. Sentito il botto, una residente è corso subito sul luogo dell'incidente, non c'era nulla da fare, il padre ripeteva: ho ucciso la mia famiglia. Pagina 12 del Corriere delle Alpi, una vela gonfia di vita. Marco Rossato è stato il primo paraplegico a fare il Giro d'Italia in barca a vela da solo dall'aprile del 2024. La nuova avventura, la traversata atlantica, ancora una volta in solitaria. L'intervista che troverete in questa pagina del Corriere delle Alpi a firma di Laura Berlinghieri. In questo scatto appunto vediamo Marco Rossato, il primo paraplegico ad aver fatto il Giro dell'Italia in barca a vela da solo. Siamo a pagina 14, Belluno, turismo, lo sguardo al futuro. Questa è la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi. È iniziata la caccia agli stagionali, non ne troviamo, siamo in difficoltà. Albergatori e ristoratori, il mare ci fa concorrenza e ormai non c'è più la passione verso questo lavoro. Intanto prosegue la stagione invernale, ancora 1500 lavoratori arruolati in montagna. Pra e il lavoro che cambia, sempre meno giovani, gli stranieri una salvezza. Con 2 hotel ad Alle, che fa parte di una vera e propria dinastia di albergatori, oltre al mare c'è la spietata concorrenza delle fabbriche con stipendi più alti e ferie da fare. Ho 40 dipendenti che vengono dall'estero, tra loro un bravissimo pasticcere albanese. Questa è una delle dichiarazioni di Pra che troverete in questa intervista del Corriere delle Alpi. Pagina 16, via i lavori in area Valcozzana, siamo ad Agordo, Luxottica avrà più posti auto. Inizia oggi l'intervento per la riorganizzazione di parcheggi e viabilità. Al termine dell'intervento i lavoratori non dovranno più attraversare la strada. Incendi, il vento riattiva alcuni focolai, ieri principio di incendio a Codissago, subito spento dagli elicotteri dei Pellegrini e Padrin, speriamo nella pioggia. Questa è la dichiarazione dei 2 primi cittadini rispettivamente del comune della Val di Zoldo e del comune di Longarone. E a proposito di viabilità in Val di Zoldo, De Berti chiede un tavolo per la strada provinciale 251, per l'assessore regionale serve un confronto tra regione, ANAS e provincia per individuare le priorità. Questa strada incute timore, questa è la dichiarazione dell'assessore regionale De Berti. Continuiamo a sfogliare le pagine del Corriere delle Alpi, siamo a pagina 19 con la rubrica Vivere Lagordino. Elisa, prima dentista della Valle Fodoma, qui siamo in pochi ma non si è mai soli. Padovana si è trasferita da Rabba per amore, nessun rimorso, in città meno rapporti umani e per mia figlia crescere a Kerz è il top.
Ancora dalla Gordino siamo ad Agordo, Veccia Poppa ad Agordo, testamento al vetriolo prima di finire bruciata. È tornata l'antica tradizione della metà quaresima sul prato del Broi, attacchi al comune per Ecocentro, Stadio del Ghiaccio e Malga Framonte. Ed ecco uno scatto della Veccia Poppa che è stata data a fuoco e un momento prima della sua decisione e della lettura del testamento. Pagina 21, teatro e dintorni, notizia che ci porta nel capoluogo, la Casa delle Arti, fabbrica di spettacoli. Prende forma la cittadella del Tib nell'ex caserma Piave, Mangheras, contatti da compagnie di tutta Italia. Ancora per quanto riguarda il teatro, la doppietta dell'attore Firpo al Festival dei Corti di Conegliano. Bratelle Laschi è ancora in auge nel concorso trevigiano, applausi alla sua interpretazione nello spettacolo Dottor Divago. Notizia adesso da Feltre, dal Feltrino incominciamo con Quero Vas, malore nel Piave, muore pescatore 51enne, la vittima è il trevigiano Franco Andreolle, l'incidente ieri mattina poco prima delle 8, inutile ogni tentativo di rianimarlo, quasi certamente si è trattato di un infarto, sul posto SUEM, pompieri e carabinieri. E in questo scatto, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, un profilo appunto di Franco e Andreolle, sullo sfondo la zona dove purtroppo è avvenuta questa tragedia. Ancora dal Feltrino, Lamon, boscaiolo di 62 anni ferito al volto da una pianta. E ancora da Lamon, grazie al PSR si sistema la strada forestale Selva. Feltre, raccontare la cultura, un corso per Under 35. Pedavena, Dolomiti Beer Trail, superati i 500 iscritti. Siamo arrivati alla rubrica Cultura e Società, la seconda vita del violinista Nordio, così sonorinato dopo il Covid. Ha rischiato di morire, ha reagito con ferrea disciplina, ora so cosa vale veramente domani concerto a Treviso. E continuiamo adesso con lo sport bellonese, l'edizione del lunedì del Corriere delle Alpi è ricca di eventi sportivi, iniziamo con la volley a 3. Darold è crisi vera e adesso bisogna guardarsi alle spalle, quello col Sandonà è stato il quinto KO di fila al termine di 3 set con ben poca storia, il rischio è che per evitare i play-out si debba anche fare conto sulle disgrazie altrui. 0-3 il risultato finale tra DRL Belluno e Sandonà. Piazzetta non cerca alibi, da un po' andiamo da soli a infilarci nelle sabbie mobili, ulteriore approfondimento in merito a questa ennesima sconfitta della DRL Darold, il centrale ringrazia i tifosi e guarda con realismo al finale di torneo, se domenica non facciamo punti l'ultima giornata sarà complicata. Ancora dalla volley, in Serie C femminile, prova di forza per il Limana, Casteldazzano KO in 3-7. E ancora volley Serie C femminile, cuore sedico con il B1, il tie-break è vincente. Serie C femminile, Schiavo in serata di grazia, il Feltre vince al quinto set. E ancora Serie D femminile, la Spes parte male a Scorzè, poi è una marcia trionfale. 1-3 il risultato finale tra Scorzè e Hyundai Spes. Altra notizia che riguarda il mondo del volley, il Belluno fa una bella figura però non arrivano punti, Serie B2 femminile. Le ragazze dei coach Pavei strappano un set a Villa Dies, terzo in classifica, non abbiamo mai mollato ma ci fermiamo sempre a un passo dal traguardo. E dopo la pallavolo passiamo al calcio di Serie D, Dolomiti prova di maturità con la Clodiense, Toniolo era un po' che non giocavamo così. Il terzino elogia il gruppo dopo l'anticipo e guarda con fiducia la trasferta di mercoledì sul campo dell'Ambrosiana. Il Limana Cavarzano soffre ma è concreto, l'Union QDP è piegata, calcio di promozione. Continuiamo con la prima categoria, massimi in Alpago più 5 punti sulla rivale San Martino Colle, 2-0 tra Alpago e Valdo Sport. Ancora dalla prima categoria, derby allo Schiara, ma il Borgo non sfigura, grandi emozioni a Tisoi, ospiti avanti 2-1 fino al decimo, dalla fine poi arrivano i gol di Darolde e Savi che decidono il match. Seconda di categoria, ancora calcio, la capolista Arsier Arullo, 5 gol alla Sospirolese. Herrera regala 3 punti al Gemelle ad Artena, Gordino e Fulgor ok nei derby con Tambre e Juventina, pari del Castion. Terza categoria, il Stoy stende il Comelico resta a più 4 su Nogaré. La doppietta di Casagrande decide il big match, goleade di Valzoldana e Auronzo, Pedavena ancora vincente. E adesso i campionati CSI, Olfit battuto dal Sedico, chiesto solo al comando in Serie A2, vincono le prime 3 le Ville, Plavis e Arsier, nei recuperi dei veterani 3 punti per Salinas e Plavis. Grande Fiori-Barp nei provinciali, Under 19, Cavarzano Limana vincente a Treviso, pareggio senza reti della Gordina contro l'Altivolese Maser, nei nazionali cade il La Dolomiti sul campo del Montebelluna. Under 18 il Ponte passa a Fiesso da Articolo, Under 17 Dolomiti devastante contro il Vazzola, basta un gol di Caitazzi contro il Cassola, negli Under 17 regionali derby alla Gordina e successo esterno all'Alpago.
Ancora calcio, under 15 regionali, la Dolomiti ne fa 7 al Favaro, under 14 poker dei ragazzi di Minella al Mestre. Spazio anche al calcio femminile, che Ralpen passa a Carbonera con Cercenà e Pordon. Questi i risultati del calcio femminile eccellenza 1-2 tra Carbonera e Keralpen, femminile under 19 0-9 tra Keralpen e Vicenza. E dopo lo sport, lo sci nordico, questa è la notizia che ha aperto come foto di copertina l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi. Emozioni, orgoglio e campioni eccellenti, Padola in festa per Iris De Martin Pinter. Striscioni e applausi per la giovane comegliana arrivata al Kral con le 3 medaglie vinte in Finlandia, il pettorale e gli sci. Ancora dallo sci alpino, Pinocchio, Razzanardi nei 10 Ceschin e Dalfarra. Basket, il JV Feltre da poesia, Petrarca e strapazzato. I feltrini vincono di 24 contro i padovani con un Camazzola superlativo. Il quintetto di Scano è sempre più vicino alla conquista della salvezza. Curling, finale in scudetto, bronzo per i ragazzi del CC66 a Cembra. Cogli e compagni si sono arresi al team Retornazze al Cembra 88, ma nella finale per il terzo posto hanno messo sotto i piemontesi di Biella. Atletica, prima gara in pista lo Zugni Deola vola sui 1000 metri. E ancora dallo sport, corsa su strada, Sirbo e De Lorenzi super al Tommasi. Gherardini e Pellizzaroli sono quinti. Gli atleti del Quantin Alpen Plus, protagonisti nella classica che si è corsa a San Biagio di Callalta. Spazio anche alla Formula 1, Verstappen batte in volata Leclerc, sul podio in Arabia ci va anche Sainz. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Al mattino in prevalenza sereno o poco nuvoloso, in pianura sui settori montani nuvoloso per nubi alte. Nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento generale della nuvolosità a partire dai settori occidentali, fino al cielo ovunque nuvoloso o molto nuvoloso in serata. Nelle ore più fredde probabili foschie e locali nebbie in pianura. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera alle 20 e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.